Presidente, non rischia di diventare un po' come l'ICI per i comuni? Rischia di diventare una cosa di grande vantaggio per i cittadini e quindi invece di pensare all'istituzione, all'assessore, pensiamo ai cittadini, mette nelle tasche dei 500.000 veneti in più soldi a disposizione che servono per il rilancio dell'economia. Quindi mi verrebbe davvero voglia di rispondere, ma chi se ne frega? L'importante sono i cittadini e a loro che è rivolta la nostra azione, non le amministrazioni, no i consigli di amministrazione, no i consiglieri. È rivolta ai cittadini e questa è una cosa che ai cittadini fa solo che bene. Io sto tagliando una tassa che è un addizionale IRPEF, sto facendo una cosa che non riesce a nessun'altra regione italiana, posso permettermi di farlo perché ho amministrato meglio di altri, risparmiando senza tagliando alcun servizio, perché sfido chiunque a dire che le prestazioni a favore dei cittadini sono peggiorate. Quindi ho mantenuto elevati gli standard, risparmio e quindi mi sembra la cosa più doverosa risparmiare dei soldi e metterli nelle tasche della mia gente. È un risparmio legato a una buona amministrazione generalizzata, dalla sanità a tutti i settori di cui si è occupata e che sono stati affidati a questa regione. È il frutto di buona amministrazione, è il frutto di buone scelte, è il frutto di chi sa amministrare, ben differente dai risultati di chi non se lo può permettere. Le tasse le mettono coloro che che spendono male i soldi. Le tasse vanno messe nelle regioni che non sanno offrire una sanità decente. Le tasse si tolgono ai cittadini la cui amministrazione dà un servizio eccellente e riesce anche a contenere i costi. I virtuosi pagano poche tasse. Cosa pensi dell'IRAP? È una tassa che non mi è mai piaciuta. Penso una tassa sulle attività produttive è una tassa che non va bene. Quindi servirà un percorso per la sua abolizione o sostituzione. Ma questa è un'altra che non rientra nei miei poteri, ahimè, rientra nei poteri di qualcun altro. E quindi io posso solo rivolgere qualche auspicio, qualche desiderio, qualche speranza, che è la speranza, voglio dire, di tutti, pagare meno tasse. Meno tasse si pagano, più libertà si ha. C'è un modello nel mondo che è l'esempio di come si privano i cittadini di qualsiasi libertà, si chiama Cuba, dove lo Stato offre tutto, offre la miseria, offre servizi scadenti, offre il nulla, e ci sono esempi invece di prosperità dove si paga il giusto di tasse e si ottengono in cambio i servizi. Quando privi i cittadini della disponibilità di denaro, li privi della più colossale delle libertà, della più importante delle libertà, la libertà di scegliere per loro stessi quello che ritengono più opportuno. Però il 48% della sanità veneta è pagato dall'IRAP. Qualcuno lo dovrà pur pagare, no? E allora cosa vuol dire pagato dall'IRAP? Perché da chi dovrebbe essere pagato? Se non fosse pagato dall'IRAP sarebbe pagato da un'altra tassa. Che discorsi sono? Chi ci può pensare a pagare la sanità? C'è la provvidenza? La pagano i cittadini, l'importante è che abbiano in ritorno una sanità eccellente. Pensi che la sanità se la pagano anche i calabresi e guardi che cosa hanno in cambio.